Siamo tutti tranquilli, ma la situazione... guardate che insomma, la vita è una ruota che gira, no? Poi lascio al mio esperto in geopolitica, l'Imes Friuli-Venezia Giulia, professor Guglielmo Cevolin, docente universitario, ma io ritornerei indietro quando ero ragazzino, no? Ci fu un momento in cui il mondo rischiò la terza guerra mondiale, rischiò il lancio della bomba atomica. E allora qual era il problema? Il problema è che Cuba aveva chiesto aiuto al patto di Varsavia, all'Unione Sovietica, e l'Unione Sovietica inviò i missili a Cuba per fare appunto una base di aiuto al popolo cubano, a Fidel Castro. John Fitzgerald Kennedy fece inviare la flotta che si mise di traverso pronta a sparare se avessero sorpassato un determinato parallelo. Perché? Perché non volevano avere i missili a 500 km da Washington. È quello che sta avvenendo ora. Ci vogliono dei paesi cuscinetto, insomma, tra una forza e l'altra, o sbaglio? No, diciamo che la Russia l'ha in tutti i modi cercato di far presente, anche con la proposta di 2 trattati, uno con gli Stati Uniti e uno con la NATO. La diplomazia, comunque, il problema è proprio questo, ha fallito, cioè nel senso che si sono parlati anche nella crisi di Cuba. Nella crisi di Cuba c'era il problema che non si parlavano, poi però si sono parlati, certo. E quello è servito a non far accadere il disastro. Qui di nuovo c'è che prima sapevamo c'era la possibilità che la diplomazia riuscisse in qualche modo a risolvere le cose, adesso sembra che continuiamo un po' nell'escalation militare, tant'è vero che l'invio di militari statunitensi in Europa, però ecco, su questo dobbiamo riflettere, ma come Biden se ne va dall'Afghanistan in quel modo e va adesso a invischiarsi in una guerra nel centro d'Europa contro la Russia? Punto di domanda. Questo è il punto. Io ho qualche dubbio. Altri hanno dubbi che la Russia sia pronta veramente a fare la guerra, pensano che sia un bluff. Diciamo che la Russia però sta sottolineando che è una situazione che non può essere sostenibile nel lungo periodo, quello di avere i missili così vicini. Lo sta facendo con la diplomazia, con la proposta di trattati e mostrando i muscoli. Ovviamente adesso tutti mostrano i muscoli. Nel Mar Nero la flotta russa è aumentata tantissimo, addirittura arrivano anche nel Mar Nero, sembra una fregata e un dragamine spagnolo, nel Mediterraneo cresce la tensione e così via. Oggi hanno dato il via a delle manovre in Crimea, i russi. Non è una situazione, No. diciamo, è una nuova escalation, diciamo, per 15 giorni adesso ci ha provato la diplomazia, per 20 giorni ci ha provato la diplomazia, ma adesso ritornano queste tensioni con l'intelligence, per esempio, del Regno Unito, che sembra abbia individuato dei piani della Russia per sostituire Zelensky. Zelensky per mettere un suo affiliato, tra virgolette. Zelensky dice che anche se ha smentito la Russia ha smentito, la Russia ha detto che non ha interesse ma che vuole risolvere il problema. Certo, Zelensky però dal 1° di gennaio è entrata in vigore la legge sulla difesa territoriale, cioè preparano i civili alla resistenza fino all'ultima forza, e in più hanno già anche un'altra legge, che è la legge sulla difesa civile, che sarebbero delle forze armate civili che vanno vicino ai militari al confine, a sostegno dei militari al confine. Staremo a vedere, insomma, staremo a vedere. La situazione non è buona. No. Grazie al professor Guglielmo Cevolin.